Non vi definite un partito, bensì un movimento. Cosa vi contraddistingue rispetto ai vostri competitors? Beh, è molto semplice da definirlo. Allora, noi siamo un movimento popolare, siamo popolo con il popolo. La cosa che ci contraddistingue in modo inequivocabile è il fatto molto semplice che noi non rispondiamo a nessun segreteria di partito. Pertanto, quando dobbiamo rispondere a qualcuno, rispondiamo soltanto al popolo veneto. Qualunque partito, anzi, qualunque politico deve comunque e sempre rispondere alla propria segreteria di partito. Se gli dicono non fare una cosa, non la possono fare, altrimenti perdono la carega. Per noi l'unico riferimento è il popolo veneto, pertanto lì andiamo e lì rispondiamo, a differenza degli altri. Perché dovrebbero votare voi e non gli altri a questo punto, oltre a questo motivo qua? Vabbè, questo è il motivo principale fondamentalmente, ovvero sia noi rispondiamo al popolo veneto. La nostra istanza è quella di portare avanti solo ed esclusivamente istanze che rispondano a chi ci chiede contezza, che è la gente del Veneto. Noi abbiamo l'opportunità di poter portare con Resistere Veneto una visione completamente diversa rispetto a quello che è lo standard politico. Rispondono a Roma. Rispondere a Roma vuol dire rispondere a esigenze di movimenti partitici. Con noi questo non può succedere. Se c'è da fare una cosa, se c'è da fare ad esempio la battaglia sull'autonomia, noi non rispondiamo a Salvini, a Meloni o a quello che sarà della Schlein o qualsiasi altro. Noi rispondiamo con dati di fatto. Se c'è da portare la gente in piazza, metaforicamente o anche non metaforicamente, noi la porteremo. E lei ha una grande esperienza nel turismo. Cosa ne pensa del turismo veneto? Ma ti dico cosa penso di quello che sto fatto negli ultimi 15 anni, cioè assolutamente nulla a livello di programmazione. Il Veneto ha due hub fondamentali e lo sappiamo perché c'è un overtourism incredibile che sono sostanzialmente Venezia e il lago di Garda barra Verona. Bene, la programmazione del nostro assessore Corazzari è stata solo ed esclusivamente di spingere questa tipologia di prodotti. Noi invece abbiamo il concetto, anche proprio perché abbiamo coscienza reale, perché noi siamo esperti in questo contesto, di portare nel Veneto il cosiddetto terzo turismo, il turismo esperienziale, quello che permette alle persone di poter vivere il territorio e non soltanto due destinazioni. Noi dobbiamo smetterla di portare avanti una politica di concentrazione turistica in soltanto due hub, perché questo porta all'overtourism e alla negazione della qualità del turismo. Tra i vostri competitors avete accusato qualcuno di essere stato messo lì per darvi fastidio? Beh, è un dato di fatto oggettivo. Il giorno dopo il Consiglio regionale di Forza Italia, il consigliere uscente del Consiglio regionale Boron ha dato fondamentalmente la disponibilità a Marco Rizzo e a Democrazia Sovrana e Popolare di potersi presentare alle elezioni regionali. Guarda caso, negli ultimi 6 mesi Rizzo è stato il prezzemolo di tutte le televisioni a livello nazionale. Il motivo qual era? Preparare un personaggio ad hoc che parlasse alla pancia della gente per andare a disturbare dove fosse stato il caso di disturbare. Il Veneto era perfettamente la piattaforma dove disturbare, tant'è che Rizzo con Toscano, che sono un piemontese e un calabrese, oggi vengono in Veneto a parlare di Veneto. Ma con che ragion d'essere? Tutto questo grazie a Tosi, perché il signor Boron è uomo di Tosi. Domani lei viene eletto consigliere regionale. Qual è la primissima mossa che farebbe per il popolo veneto? È chiarissima la prima mossa e sappiamo perfettamente quello che dobbiamo fare. Il giorno dopo le nostre elezioni noi saremo a disposizione di tutti gli uomini e le donne venete che vogliono costruire una piattaforma veneta seria. Adesso uso un termine che non è corretto, ma lo uso lo stesso. Südtiroler Volksparteien. Avete presente? Loro sono cazzutissimi e loro vogliono soltanto il bene del loro territorio. Noi costruiremo assieme alle persone di buona volontà un movimento veneto solo per il Veneto.